Benvenuti, oggi è domenica 23 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 22:13 e cala alle 6:34. Oggi si celebra San Lanfranco. Il nome Lanfranco ha origine tedesca e significa liberatore della patria. Il 23 giugno si festeggia la Giornata Mondiale degli Abbracci. Nata da un'iniziativa sociale, ha avuto origine a Sydney, Australia, nel 2004, detta Free Hugs Campaign, ossia abbracci gratis. Detta così può apparire come una festa semplice, divertente, ma che non desta grande interesse. Invece è tutto il contrario. Ci accorgiamo quanto sia importante una cosa solo nel momento in cui ci viene a mancare. Il calore di due braccia che ti accolgono è qualcosa di cui necessitiamo. Sono 52 le candeline per Fabio Volo. Da mattatore radiofonico a iena in TV, nel 2000 debutta come scrittore e i numeri lo spingono a proseguire. Il primo romanzo, Esco a fare due passi, vende 300.000 copie e inaugura una sestina di opere che nel 2011 registra oltre 5 milioni di copie vendute in Italia. Compie oggi 47 anni il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Ha scritto per diversi giornali, in più ha collaborato come autore per diversi anni per il Maurizio Costanzo Show. Tra le ultime trasmissioni si è occupato di Ti sento e Bella Ma su Rai 2. Infine compie 48 anni l'attrice Francesca Cavallin. È diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo nella soap opera Vivere e ha recitato in diversi film e serie televisive, tra cui Il generale della Chiesa, Un medico in famiglia e La compagnia del cigno. Una data storica per le donne americane. Il 23 giugno del 1960 hanno avuto la possibilità di acquistare per la prima volta un farmaco anticoncezionale chiamato Enovid. Questa innovazione è stata possibile grazie agli studi condotti da 3 medici, i quali hanno sviluppato una pillola che inibisce il processo ormonale responsabile dell'ovulazione. L'anno successivo questa novità è arrivata anche in Europa, con un nome e una composizione chimica differenti. Sapete come funziona la tecnica diagnostica della PET? Si iniettano nel paziente dei farmaci speciali che emettono delle particelle chiamate positroni. Quando questi positroni incontrano gli elettroni nel corpo, si annullano a vicenda in un processo chiamato annichilazione. Questa annichilazione produce energia che viene rilevata dagli apparecchi medici, permettendo ai medici di vedere cosa sta succedendo all'interno del corpo. Buona domenica ai 12, sotto questo plenilunio, Luna e Venere disputano le ragioni dell'amore. Chi ha torto o ragione, o chi ama di più, o chi si sente più amato. Ariete, è arrivato il momento di chiarire qual è la natura del vostro rapporto. Le posizioni planetarie di Luna e di Venere oggi vi faranno sentire quello che avete da dire al partner e ve lo faranno esplicare, ma sarete infine con sorpresa rassicurati perché quello che pensavate essere una problematica invece si risolve semplicemente con una grande dichiarazione d'amore. Toro, una giornata assolutamente spettacolare per quello che riguarda le evoluzioni della Luna e di Venere per voi, che finalmente danno una grande soddisfazione al vostro Marte, aggiungendo anche la passione. Che volere di più? Buona domenica di passioni! Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che si avvale soprattutto dell'iperattività mentale e del pensare in grande che il gioco tra Plutone e Giove stanno espandendo nei vostri gradi. Oggi assisterete comunque a delle divergenze di opinione tra qualcuno che amate e qualche sua dinamica. Probabilmente riuscirete a dare il consiglio giusto. Cancro, questa domenica è una domenica spettacolare perché l'opposizione della Luna con Venere potrà
potrebbe generare assolutamente un meraviglioso pandemonio sentimentale, proprio come piace a voi che non sapete stare lontano dai sentimenti tumultuosi e dalle passioni forti. Leone, una giornata fortemente interessata da una presenza di Giove che vi incoraggia comunque a pensare in calante, anche se Urano vi dà l'ansia che non potete gestire alcune cose che stanno accadendo senza il vostro controllo. Oggi troverete nella famiglia il conforto necessario per farvi coraggio e andare avanti. Coraggio, sono solo delle paure emotive. Sarete assolutamente preparati e capaci e presenti di spirito come sempre. Vergine, questa luna piena vi sta regalando moltissimo, soprattutto il ritrovare l'amore. Anche Urano che sembra essersi svegliato, ci sono tante cose che si sono sbloccate, tante che stanno andando avanti. L'amore c'è, che volere di più? Ora però dovete sorridere. Bilancia, oggi farvi stare bene, ridere o sorridere non sarà un'impresa semplice, proprio perché vi sentirete un po' inseguiti dalla fretta di concretizzazione di qualcosa ed accettare una serie di compromessi anche con la vita, i tempi e l'agenda del partner. Di contro però non sentitevi messi da parte, perché la serata è in serbo delle piacevoli sorprese per voi, Scorpione. Che sia giorno che sia sera, finalmente si è ricostituita una compagine zodiacale che vi allieta non poco. Ora è tempo di socializzare, di uscire, di vedere amici, di inseguire amori, anche se sembrano un po' problematici, perché da ora in poi sarete assolutamente con un tono più estivo, e anche se Marte è ancora pungola, ben poco avrà da fare, perché la vostra estate si preannuncia comunque fantastica. Sagittario, oggi è una giornata dedicata decisamente al riposo, proprio perché la sedimentazione di tutta una serie di idee, di progetti che avete avuto per il futuro prenderà il via, quindi adesso sarete impegnati nel valutare tecniche e tattiche per ottimizzare al meglio gli intenti e per avere un nuovo trionfo ambizioso. Capricorno, questa luna dà proprio spettacolo nei vostri gradi, anche se l'opposizione a Sole, Venere e Mercurio potrebbe tecnicamente sembrare svantaggiosa. È proprio la chiave per capire come volete vivere in un futuro sentimentale. A progettare siete brevissimi, soprattutto impegni, strutture, case, palazzi e cattedrali. Ma adesso la sfida più grande è proprio in amore. Allora, ci andate dentro fino in fondo oppure no? Lo deciderete proprio questa domenica. Acquario, assoluti come siete, vi farà piacere sapere che il vostro pianeta Urano finalmente dà segni di vita e si connette con uno stupendo trigono a Plutone nei vostri gradi. Ebbene, ricomincia un'era decisamente più uraniana, più veloce, più decisionista e più consona alla vostra natura. È il caso ed è arrivato il momento di tirare fuori il vostro essere libero e soprattutto di essere sprezzanti del pericolo. L'amore, del resto, un pericolo non è. Pesci, la vostra natura zodiacale incontra benissimo le disposizioni planetarie di oggi, preparandovi a una domenica fatta di amore, famiglia e assolutamente di grande presenza affettiva nella vostra vita. È proprio Marte che comunque vi richiama un po' alla passione. Dopo tutto questo bailam di emozioni, oggi è il caso anche di rinverdire l'intimità con il partner. Buona domenica! A Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, il 23 giugno 1894 viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i Giochi Olimpici dell'era moderna. La prima edizione si svolge in Grecia nel 1896. Il detto out of sight, out of mind, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, significa che se non vediamo qualcuno, il nostro cuore non ne può essere ferito. Anche in italiano diciamo occhio che non vede, cuore che non duole. Ma ahimè, i social ci ricordano costantemente di tutto, anche quando non è più davanti a noi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Alan Turing è un ragazzo eccentrico.
Noto per le sue stranezze come indossare una maschera antigas e un pigiama in ufficio. Ha una passione per gli enigmi e inventa una macchina che anticipa i moderni computer. Viene reclutato dall'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare il codice Enigma dei tedeschi. Purtroppo, a causa delle leggi contro l'omosessualità dell'epoca, Turing è sottoposto a un trattamento ormonale. Stanco della persecuzione, decide di porre fine alla sua vita, ingerendo cianuro tramite una mela. 20 anni dopo, quella mela morsicata diventa il logo dei computer di Steve Jobs. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la vita a credersi stupido. Aveva ragione il buon Einstein, quindi continuate a cercare la vostra unicità per vivere al meglio le vostre giornate. Noi ci vediamo domani di nuovo con l'Almanacco. Ciao!